patrimoniale. Infatti, se voi pensate, ci sono ancora dei popoli che usano il grembiule come nel vestito da festa, perché nel nord, in Trentino, eccetera, il costume tradizionale femminile ha sempre il grembiule, che è il vestito da festa, e poi ha la gonna a pieghe, e anche la gonna a pieghe è una cosa tipica, diciamo, dell'abbigliamento femminile delle donne. Adesso basta, lascio la parola agli altri, vi dico solo una cosa che riguarda il colore. Naturalmente dei colori si sa pochissimo perché non ci sono molti reperti, c'è un vari tipi di lavorazione, soprattutto i quadri, eccetera. Il colore però che ci rimandano ancora oggi, che è un collegamento con il moderno, è l'uso dell'azzurro. L'azzurro è un colore rituale, un colore importante per i Veneti antichi. Tutte le divinità sono rappresentate con il velo azzurro sulla testa, e questo ci ricorda un'immagine molto comune che è quella della Madonna. La Madonna anche oggi ha il mantello azzurro sulla testa, è proprio caratteristico della sacralità, che diciamo è un'ipotesi, un'idea che si tramanda nel tempo. Ecco, adesso finito, lascio. Dico una cosa velocemente, cioè sentire ste robe, dice sì, beh, una volta era così, però voi invitate a una cosa. Adesso noi decidiamo di organizzare un evento, chiama la festa, forse sarebbe riduttivo, il 17, 18, 19 giugno a 9 sul parco Oasi del Brenta, dove che praticamente che sarà un centinaio di persone vestite così, vestite da Celta, vestite da antichi romani, vestite da antichi greci, cioè è che chiama la festa del solstizio, e dove che sarà dei momenti divertenti e momenti anche di grande cultura, che mi invita anche a Mariangela a ripresentare il suo libro là, e dove che sarà veramente spaccati di vita, ma soprattutto di didattica e comunque del gran divertimento su come che era, che robe ha, perché veramente cioè, che sarebbe tanto da dire, solo che non potremo portare via giustamente. Lo scorso anno la Cessione del Fuoco è stata spettacolare, la Cessione del Fuoco il venerdì sera, lo scorso anno a Medoacus, sì. È stata spettacolare, cioè. Te vedrai sto anno. Bello. Cioè, il fuoco del Trisce. Non vi dico niente perché sennò sarà tutta un'altra roba. Sarà una roba, speriamo ancora più bella, ma siamo di Dio dentro, sarà una roba molto particolare. Adesso se anche gli altri vuoi dire qualcosa. Allora, buonasera signori, grazie per la vostra visita. Il mio nome è Ada da Val de Sacco, perché sono nata in una piccola valle e ho vissuto 13 anni la vita dei Celti, o come vivevano gli antichi veneti, perché una casa isolata, senza acqua, senza luce. Avevo solo una quantità di spazio e animali naturalmente da curare, da accudire. Non vi faccio l'elenco, mio padre era contadino, aveva un cavallo che lo aiutava nei lavori dei campi e io lo cavalcavo a pelo con tanta gioia e tanto piacere quando portavo le mucche e il cavallo all'abbeveratoio. Dunque, adesso che vi ho detto chi sono, da dove vengo, vi assicuro che la storia per me sta praticamente il mio hobby. Dunque, ho una bella età, ho scoperto il più possibile, letto tutto quello che me ne sta possibile, poi vi dico solo questo, che ho una tessera che ha 47 anni, con la quale vado alla biblioteca civica di Schio e ho raccolto più che ho potuto. Allora, dei Veneti, ora vi dirò una cosa, il popolo veneto in antico si chiamava Eneto. Perché? Perché aveva l'Eni, era Eneti. Cosa facevi lì qua, de bello e de diverso dei Celti? Era commercianti. Tanto è vero che dopo si subentra a Venezia, dopo tanti anni, e ha fatto lo stesso lavoro.
Allora, gli allevatori di cavalli di razza, già era venduto e richiesti dai popoli, diremo, contemporanei, come che fosse stai greci, che fosse stai romani, che fosse stai, per fare dei spettacoli nei circhi, le corse, praticamente, le corse con i cavalli e naturalmente i carrettini che correva insieme. Ecco, posso dirvi un'altra cosa. I veneti è sempre stato un popolo molto aperto. Non ho mai avuto paura di parlare, di stare, di andare, di comprare, di vendere, insomma, il tipo commerciante. Dunque se uno si è chiuso non fa mica affari, vero? Ecco, questo è il popolo veneto. Parliamo della dea Raitia, che il nome completo è Pora Raitia Sainate, perché... Amatami, scusa. Scusa, un compito io però. Chiedo scusa. L'argomento. Allora lasciamo che parli la mia figlia. In quanto a me, avevo avuto la fortuna di conoscere questo signore a una festa celtica, il quale, avendo la fortuna di essere vicino di casa, siamo stati subito in contatto e so entrare in queste feste celtiche, no, dalla porta, dal portone. Grazie a mio caro Ris per tutto quello che hai fatto per me. Grazie a voi altri, mi sembra tutto che fate sempre. Comunque sì, una piccola parentesi, allora sui Celti, divagazione dei Veneti, ma comunque siamo Veneti, quindi che c'è poco da dire. Sappiamo anche con certezza che, come spiegava prima giustamente Mariangela, che siamo da un bel tocco e vabbè, senza tante storie politiche, adesso solo storia. E sono organizzatore dell'Enigalia, festa celtica, che abbiamo iniziato la prima volta appunto nel 2004, siamo fermi dall'ultima edizione bagnata del 2008 e c'è con gran piacere che vi annuncio che quest'anno rimpianteremo lo stendardo e all'ultimo fine settimana di luglio, quindi 29, 30 e 31 luglio, quest'anno siamo a Canzune, Cesuna, è casa nostra, e quindi sul piano asiatico. Adesso mi c'è da dire, una cosa importantissima, tanto Ada che Mariangela, le sacerdotesse dei Venigalia, quindi un po' di applausi per il lavoro che facciamo. Bene, io vi ringrazio perché sicuramente